mattina, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. A Trapani Birgi il nuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35 sarà la struttura gemella di quella già operativa nella Luke Air Force Base in Arizona, negli Stati Uniti. La Commissione parlamentare antimafia a Catania, una giornata di audizioni per fare il punto sulle indagini in corso e per definire le strategie di contrasto alla criminalità organizzata. A Palermo residenti e associazioni del centro storico pronti a incontrare il questore per chiedere sicurezza per le vie del centro della città. Condannato per concussione l'ex rettore dell'Università di Catania, Basile, che è stato invece assolto dall'accusa di corruzione. Prosciolta l'imprenditrice Barbara Mirabella. L'inchiesta riguardava l'organizzazione di un congresso medico. Sanità, dalla Giunta regionale arriva l'ok alla rimodulazione della rete ospedaliera. Adesso il documento verrà trasmesso alla Commissione Sanità per poi tornare in Giunta per l'approvazione definitiva prima di essere inviato al Ministero. In attesa della partenza verso la Palestina, le imbarcazioni della flottiglia restano ferme al porto di Augustra. Tra gli attivisti imposto il silenzio stampa. Ancora un ritrovamento importante a Gela. Durante i lavori per il Palazzo della Cultura, gli scavi hanno portato alla luce un muro greco che potrebbe appartenere ad un antico edificio di culto e poi ancora dei reperti risalenti al VI-V secolo a.C. Il calcio continua l'avvicinamento alla trasferta di Cosenza per il Catania. Rossazzurri, dopo 3 vittorie consecutive, sono attesi da una sfida piena di insidie. Bentrovati, è arrivata la conferma, sarà a Trapani Birgi la nuova sede di addestramento degli F-35. I lavori inizieranno nel 2026 e dureranno 2 anni. Per il Presidente della Commissione Difesa, Minardo, è una opportunità per l'isola con nuovi posti di lavoro e ricadute economiche e occupazionali. Laura Spanò. Al 37° stormo di Trapani Birgi, la nuova base di addestramento dei caccia F-35. La conferma arriva dal Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, che parla di un investimento che rafforza il ruolo della Sicilia come piattaforma avanzata per il settore della difesa, grazie a un indotto che coinvolgerà non solo il comparto militare e civile, ma anche aziende strategiche come Leonardo e Lockheed Martin. I lavori inizieranno nel 2026 e dureranno 2 anni. Il nuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35 sarà la struttura gemella di quella già operativa in Arizona, negli Stati Uniti. Per il deputato, la realizzazione del nuovo centro comporterà la creazione di nuovi posti di lavoro, specializzazione tecnologica e opportunità per le imprese locali. Un investimento che si integra perfettamente con lo sviluppo delle portualità e delle infrastrutture. L'isola potrà così diventare un hub strategico nel Mediterraneo con benefici concreti per l'economia e l'occupazione, conclude Minardo. Ricordiamo che la base militare di Trapani Birgi ha svolto già un ruolo strategico e fondamentale nella guerra contro la Libia. Birgi divenne base operativa per le azioni di guerra contro l'allora regime del colonnello Gheddafi. A risentirne fu in quell'occasione lo scalo civile per l'iniziale chiusura e poi le restrizioni nei collegamenti aerei. Ma Birgi è anche base di addestramento della NATO. La Commissione Nazionale Antimafia accende i riflettori su Catania, al centro il problema della sicurezza dopo le sparatorie e l'omicidio in Corso Sicilia di pochi giorni fa. Allarme del procuratore Francesco Curcio sul controllo del territorio da parte della criminalità e sui boss che comandano anche dal carcere. Luca Ciliberti. Io ho contato a spanne 146 tra bossoli e cartucce nel solo mese di agosto. È evidente che c'è stata una fibrillazione tra clan, probabilmente legata alle piazze di spaccio, che mi pare, da quello che dicono gli inquirenti, essere rientrata, ma che accende e richiama l'attenzione sul fatto che le piazze di spaccio sono il bancomat della criminalità organizzata e continuano ad essere il maggior attrattore per i più giovani per entrare nei clan.
Carceri permeabili, diffusione delle armi, piazze di spaccio e controllo capillare del territorio da parte della mafia. La fotografia scattata dall'antimafia nazionale a Catania rappresenta una città dove la criminalità agisce su più livelli. Un'unica mafia con gli stessi progetti criminali si dividono il territorio tra appalti e droga. La commissione è riunita per tutta la giornata a Palazzo degli Elefanti, ha sentito tutti i rappresentanti di pubblica sicurezza, polizia, finanza, carabinieri e DIA, il sindaco e in ultimo il procuratore capo Francesco Curcio. Sarebbe opportuno che i cittadini capissero che non è più garantito che chi sta in carcere è neutralizzato da un punto di vista almeno delle attività criminali. Ben vengano tutte le attività di recupero, le attività di risocializzazione dei soggetti, ma bisogna impedire che dal carcere dicano dove va fatta l'estorsione, dove vanno messi i soldi, se va sparato uno invece va sparato un altro. La Presidente Colosimo assicura che la Commissione Nazionale Antimafia lavorerà per dare nuovi strumenti alla magistratura per il contrasto alla criminalità. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ribadisce invece che alla città servono risorse aggiuntive in termini di uomini e mezzi per la sicurezza. Ma abbiamo ovviamente sollecitato ancora una volta l'invio di uomini e mezzi e abbiamo anche alla Commissione Antimafia sollecitato alcune proposte normative che ci permetterebbero di essere più efficaci su alcune questioni che vengono percepite, ancora una volta ribadisco il verbo, dai catanesi come particolarmente fastidiose e incidenti su questa sensazione di sicurezza. Mi riferisco al tema dei parcheggiatori abusivi. Ancora sicurezza o mancanza di sicurezza? Andiamo a Palermo, dove residenti e associazioni del centro storico si apprestano ad incontrare il questore. La richiesta è sempre la stessa: sicurezza per le vie del centro città. Sentiamo cosa dicono i residenti che oggi abbiamo incontrato con Marco Gullau. Siamo stanchi, esasperati e ora sopraggiunge anche la paura. A parlare è Rosalia, una residente del centro storico di Palermo, sempre lo stesso quadrilatero che comprende principalmente via Macheda a finire nella cronaca ormai quotidiana. Risse, accoltellamenti, spaccio di droga. Questa mattina residenti e associazioni si sono nuovamente incontrati perché lunedì avranno specifiche richieste da fare al questore. Chiederemo quello che abbiamo già chiesto al sindaco, al prefetto e precedentemente anche al questore, ovvero sia l'esigenza di avere la presenza delle forze dell'ordine che in qualche modo facciano prevenzione. Più uomini, più controlli, come ha detto giorni fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che però ha anche detto che Palermo non è più pericolosa di altre città. Lo spaccato reale però è un altro, come ci racconta questo residente. Spesso e volentieri, quando devono tornare tardi la sera, mi chiamano, papà o Ferdinando, scendi perché stiamo arrivando. Siamo tappati in casa noi residenti con una vita veramente impossibile. Poca sicurezza anche per i bambini della scuola elementare Madre Teresa. Vedono che i scalini vengono puliti dai nostri collaboratori scolastici perché durante la notte c'è un bivacco di persone che bevono, che spacciano droga. Infatti alcune volte i collaboratori scolastici sono costretti a rimuovere delle siringhe. Ancora una puntata di una telenovela infinita dal titolo Centro Storico. Con un videomessaggio il Papa annuncia presto una visita a Lampedusa. È intervenuto durante la presentazione dell'isola delle Pelagie, candidata appunto per l'UNESCO. Con un videomessaggio registrato in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto durante la presentazione della candidatura a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO del progetto Gesti di accoglienza. Osha ha salutato il pontefice, esattamente come aveva fatto Papa Francesco. Anche Papa Leone XIV ha annunciato presto una visita a Lampedusa. Oggi a distanza, ha detto nel videomessaggio, ma presto spero anche in presenza di persona. Cambiamo argomento, si è chiuso con il rito abbreviato, con una condanna a 4 assoluzioni il processo sull'organizzazione a Catania di un congresso medico. Condannato per concussione l'ex rettore dell'Ateneo Francesco Basile, assolta con formula piena l'ex assessore comunale Barbara Mirabella, come lei altri 3 imprenditori. Sentiamo il punto da Adelaide Barbagallo. L'ex rettore di Catania Francesco Basile è stato condannato con rito abbreviato e la concessione delle attenuanti generiche a 2 anni e 10 mesi di reclusione per concussione e tentata concussione,
assolto invece dall'accusa di corruzione. Al centro del procedimento l'organizzazione di un importante congresso medico che si tenne nel 2021 a Catania e il pagamento dai vertici di una società che lo organizzava di fatture per prestazioni ritenute non necessarie. Come pena accessoria, Basile è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e incapace a contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e al pagamento di 3.000 euro al Fondo Unico Giustizia. Assolta dalle stesse contestazioni l'ex assessore ai grandi eventi del comune di Catania, Barbara Mirabella, che il 22 settembre del 2022 per quest'inchiesta fu posta agli arresti domiciliari nel pieno della campagna elettorale delle regionali, in cui era candidata per Fratelli d'Italia, da cui si ritirò, assolta con la formula perché il fatto non sussiste. Oltre a Barbara Mirabella sono stati assolti anche gli imprenditori campani Sabrina Rubeo ed Eugenio Marzullo e quello etneo Giovanni Trovato e le società New Congress ed Expo. Via libera in giunta regionale alla rimodulazione della rete ospedaliera. Il governo ha anche nominato i nuovi vertici di IACP, consorzi universitari e enti parco. Sentiamo Manlio Viola. 139 strutture sanitarie fra pubbliche e private accreditate, 3 posti letto ogni 1000 abitanti più 1 di lungodegenza ogni 1300. Sono i numeri della nuova rete ospedaliera siciliana già approvata dalla conferenza permanente per la programmazione in sanità, che oggi ha incassato l'apprezzamento della giunta regionale di governo. Adesso il documento verrà trasmesso alla Commissione Salute dell'Assemblea regionale per il parere obbligatorio, poi il piano tornerà in giunta per l'approvazione definitiva prima di essere trasmesso al Ministero. Particolare attenzione è stata dedicata al sistema delle emergenze e dei pronto soccorso. Il presidio ospedaliero di Siracusa viene elevato DEA di secondo livello, mentre l'ospedale di Patti diventa DEA di primo livello. Al centro della rete anche i servizi territoriali, case di comunità, centrali operative territoriali e ospedali di comunità, realizzati con i soldi del PNRR per effetto della riforma concordata con l'Europa. Densa la riunione di giunta di oggi, che non si è occupata solo di sanità. L'esecutivo ha proceduto anche alla ratifica di 17 nomine. Sono stati scelti i presidenti dei 10 IACP, Istituti Autonomi Case Popolari della Sicilia. Fra i nomi c'è il ritorno dell'ex deputato Giuseppe Picciolo, che guiderà l'Istituto di Messina, mentre gli esponenti leghisti, a iniziare da Luca Sammartino, salutano con favore la scelta di Antonio Garosso da Cirreale. Fra le nomine degli enti parco risalta quella del sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, al Parco delle Madonie, nonostante il suo nome fosse indicato come inopportuno dagli altri sindaci. Congelata la nomina al Consorzio Universitario di Trapani perché non è completa l'istruttoria, e rinviate le scelte nei 4 enti per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina ed Enna. È slittata ancora la partenza delle 18 imbarcazioni del convoglio siciliano della flottiglia ferme al porto di Augusta, che nelle prossime ore dovranno ricongiungersi con quelle in partenza dalla Tunisia. Sentiamo il punto da Emanuela Corsi. Hanno lasciato il porto di Siracusa per raggiungere quello di Augusta, dove sono ormeggiate in attesa di partire verso Gaza. Le 18 imbarcazioni del convoglio siciliano della Global Sumud Flottiglia dovranno ricongiungersi con quello in partenza dalla Tunisia. Resta ora da capire quando queste imbarcazioni appunto salperanno alla volta di Gaza dopo i continui rinvii degli ultimi giorni. Intanto sulla banchina proseguono le operazioni di carico delle derrate alimentari. Sono più di 500 quelle raccolte in tutta Italia, che dovranno essere portate al popolo palestinese della Striscia. Gli attivisti hanno fatto sentire la loro voce con toni accesi nei confronti dei governi, tra cui quello italiano, che non supportano la missione umanitaria e hanno chiesto protezione per un'operazione articolata dal punto di vista logistico e soprattutto a rischio di attacchi da parte del governo israeliano. La rabbia che abbiamo di più di quello che è successo in Tunisia è che i nostri governi non denunciano quello che è successo, fanno finta di non vedere cosa è successo, sono timidi, sono balbuzienti su quello che sta succedendo, è vergognoso questo. Nei giorni scorsi la denuncia degli attacchi con i droni alle imbarcazioni ormeggiate a Sidi Bou Said hanno fatto salire la tensione e la paura. Indagato per omicidio stradale un 21enne di Porto Empedocle, mercoledì sera ha travolto e ucciso in via Crispi a Marinella la 64enne agrigentina Isabella Messina. Il giovane, il risultato negativo ai test su alcol e droga, era alla guida di una Renault Clio. Davide Sardo.
Indagato per omicidio stradale il 21enne di Porto Empedocle che ha travolto e ucciso Isabella Messina, 64 anni, di Agrigento. Il dramma è avvenuto mercoledì sera in via Crispi, nel rione balneare di Marinella. Il giovane, studente universitario, era alla guida di una Renault Clio. La donna stava camminando lungo la carreggiata quando è stata investita. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo. Il ragazzo è stato portato subito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti di rito. Gli esami tossicologici e alcolemici hanno dato esito negativo. Intanto la polizia stradale lavora per ricostruire con precisione la dinamica. Fondamentali saranno i rilievi e le testimonianze raccolte sul posto, ma cresce anche la rabbia dei residenti. Quel tratto di strada, denunciano da tempo, è pericoloso. Illuminazione scarsa, marciapiedi assenti, auto che sfrecciano senza rispettare i limiti. Un mix di rischi che ha trasformato via Crispi in una trappola per pedoni. La morte di Isabella Messina diventa così anche un monito, una tragedia che chiede risposte concrete prima che altre vite vengano spezzate. Un uomo è stato ferito con una coltellata all'avambraccio durante una lite scoppiata all'interno del reparto macelleria di un supermercato di Acate. A Ragusa la vittima sarebbe stata colpita da un collega durante una lite. Gli inquirenti stanno dunque sentendo i colleghi di lavoro per capire cosa sia successo. Si finge poliziotto per aiutare la compagna tossicodipendente, ma viene scoperto dai veri poliziotti che lo denunciano e gli sequestrano tutto il materiale apparentemente legato alle forze dell'ordine. L'uomo agiva da anni nelle piazze di spaccio. Orazio Longo. Chissà, forse le intenzioni erano pure buone, ma il modo era certamente sbagliato. La polizia di Catania ha denunciato un uomo di 41 anni originario della provincia di Siracusa per possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. In pratica l'uomo ormai da anni si fingeva poliziotto. Aveva magliette col logo della Polizia di Stato e tesserini contraffatti recanti la sua foto, persino un lampeggiante blu all'interno dell'automobile, attestati di partecipazione a corsi, effigi e timbri vari falsificati, una pistola a salve nella sua abitazione e un tirapugni nelle tasche dei pantaloni. L'uomo è stato denunciato dopo che gli agenti, quelli veri della squadra volanti, sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Marco perché un operatore sanitario aveva segnalato la presenza di un uomo particolarmente agitato che si dichiarava appartenente alle forze dell'ordine e che voleva assistere la sua compagna sottoposta a TSO e ricoverata in psichiatria. Il 41enne aveva tentato di accedere ad aree riservate per dare assistenza alla donna, ma non è riuscito né a convincere né a intimidire l'infermiere che ha chiamato la polizia. Agli agenti l'uomo ha raccontato che ormai da anni aveva iniziato a contraffare quei segni distintivi per fingersi appartenente alle forze dell'ordine allo scopo di aiutare la sua compagna tossicodipendente. In alcune occasioni, ha aggiunto, cercandola tra le vie della città, si sarebbe recato anche in diverse piazze di spaccio, qualificandosi come poliziotto. L'uomo ha anche ammesso di avere fatto uso dei parcheggi riservati in ospedale, eludendo il pagamento del biglietto. Oltre alla denuncia, si è visto sequestrare tutti gli oggetti in possesso riconducibili alle forze dell'ordine. È polemica intorno ai dissalatori in Sicilia. È entrato in funzione da neanche un mese, funziona già a mezzo servizio, quello di Porto Empedocle. Mallo Viola. È entrato in funzione soltanto un mese fa, ma la sua produzione di acqua da immettere in rete si ferma a metà delle previsioni. La notte viene spento perché è troppo rumoroso, senza contare che nei giorni scorsi ha subito anche un guasto con perdita d'acqua a spruzzo, notato anche dai passanti e finito con un video sui social. Il protagonista è il nuovo dissalatore di Porto Empedocle, al centro delle polemiche a nemmeno un mese dalla nascita. Ad attaccare sul suo malfunzionamento il capogruppo del PD all'Ars, Giuseppe Catanzaro, che raccoglie segnalazioni e affermazioni anche del commissario per l'emergenza idrica, che ammette lo stop all'impianto la notte a causa della rumorosità. Ma Catanzaro aggiunge anche il dissalatore di Trapani, insufficiente per far rientrare le turnazioni nella distribuzione idrica con i disagi che restano intatti. Alle polemiche risponde il capogruppo di Forza Italia all'Ars, Stefano Pellegrino, che parla di critiche strumentali e basate su informazioni parziali. I dissalatori non sono la soluzione, ma soltanto un pezzo di essa. A fianco di questi impianti da 1200 litri al secondo complessivi è in corso di attuazione, dice, un piano di oltre 300 interventi di manutenzione e rifacimento delle reti per oltre 3.500 litri totali. I dissalatori consentono e consentiranno ancora di più nei prossimi mesi di produrre risorse idriche a costi sostenibili. Ancora un ritrovamento importante a Gela. Durante i lavori per il Palazzo della Cultura, gli scavi hanno portato alla luce un muro greco che potrebbe appartenere ad un antico edificio di culto e reperti risalenti circa al V secolo a.C., come ci racconta Geritalia.
Per Gela è l'ennesima scoperta archeologica che arricchisce un patrimonio già straordinario che va dalla necropoli di Via di Bartolo a quella di Orto Pasqualello. All'Orto Fontanelle, nell'area dove sorgerà il nuovo Palazzo della Cultura grazie a un finanziamento di 6,5 milioni di euro, la sorveglianza di archeologia preventiva ha rivelato un muro imponente di età greca che potrebbe appartenere ad un antico edificio di culto. Gli scavi diretti dall'archeologo Gianluca Calà sotto la supervisione della sovrintendenza di Caltanissetta hanno restituito non solo la struttura lunga oltre 1 metro e larga 50 centimetri, ma anche frammenti di vasellame da cucina, anfore, testine fittili, una moneta e resti di fauna marina. Indizi che raccontano la vita quotidiana tra il VI e il V secolo a.C. Il primo cittadino, Terenziano Di Stefano, sottolinea come la scoperta si inserisca nel progetto del Palazzo della Cultura, che potrà renderla fruibile alla città e ai visitatori. Stiamo lavorando a stretto contatto anche con la sovrintendenza in modo da tutelare questi ritrovamenti e di inserirli in quello che sarà poi il Palazzo della Cultura, e quindi all'interno verranno esposti tutti i ritrovamenti. E il sindaco lancia un appello alla regione per accelerare sull'apertura del museo archeologico e del museo della nave, per dare continuità a un percorso che sta trasformando lentamente Gela in capitale siciliana del turismo archeologico. L'appello che facciamo alle istituzioni regionali, in maniera particolare all'assessore regionale, è quello di apporre una totale attenzione nei confronti del territorio di Gela, aprendo il prima possibile i 2 musei e andando a musealizzare tutto il resto. Ogni scavo, ogni frammento, ogni traccia riaffiorata dal sottosuolo rafforza intanto la vocazione di Gela, città che continua a riscoprire il proprio passato millenario per trasformarlo in risorsa per il futuro. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco lo sport con il Catania che si prepara all'insidiosa sfida contro il Cosenza. Tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport e il calcio, perché continua l'avvicinamento alla trasferta di Cosenza per il Catania rossazzurri, che dopo 3 vittorie consecutive sono chiamati ad una sfida piena di insidie. Sarà anche la prima partita in diretta su Telecolor per questa lunga stagione. Francesco Triolo. Una nobile decaduta, con difficoltà societarie, con un clima non proprio sereno nell'ambiente, ma con la voglia di risalire. Il Cosenza è il prossimo avversario del Catania in una gara dal sapore antico, ma che presenta diverse insidie proprio per la situazione degli avversari. Toscano conosce bene la piazza e sa le pressioni che può dare. Boucher, tecnico dei gruppi, sta cercando di isolare la squadra da tutto in questi giorni. Potrebbe ritrovare tra i convocati Contiero, che si è infortunato al ridosso dell'inizio della stagione, il giovane centrocampista Contiliano, che sta già lavorando con la squadra, anche se per un'eventuale convocazione contro il Catania si valuterà nelle prossime ore. In casa Catania si guarda anche agli infortunati. Mimmo Toscano dovrebbe ritrovare tra i convocati Francesco Di Tacchio, e questa è già una buona notizia, perché ci sono ancora da valutare le condizioni di Celli, Caturano e Rolfini. Difficile che gli ultimi 2 possano essere della partita. Sul fronte formazione non dovrebbe cambiare granché rispetto alle prime vittoriose partite, con la conferma di Pieraccini a sinistra, ma per capire qualcosa in più occorre attendere la conferenza stampa di domani di mister Toscano, che farà il punto anche su disponibili infortunati. La trasferta, ricordiamo, è vietata ai tifosi rossazzurri, ma la gara sarà la prima che Telecolor trasmetterà in diretta ed esclusiva nel corso della stagione. Appuntamento alle 14, 60 minuti prima del calcio inizio, 4 ore di diretta con la presentazione della gara, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti e il rischio post partita con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Ci fermiamo ancora per una pausa, torniamo tra pochissimo. Bene, non ci sono aggiornamenti per questa edizione del telegiornale, dunque è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.